allora in questo momento, in questo preciso istante, ci sono anche persone che hanno raggiunto Città di Castello. E domani raggiungeranno Terni. Sono partite ieri, pensate, ieri mattina alle 9 da Pordenone, ieri sera erano giunte a Ravenna dopo 10 ore, sono ripartiti questa mattina alle 8, sono arrivati a Città di Castello, domani partono da Città di Castello, arrivano a Terni e da Terni lui, assieme ad altri due, raggiungerà Amatrice. Tutto questo in bicicletta. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL, Polizia Sicurezza. Allora Raffi, dove siete? Ciao Gigi, buonasera a tutti. Siamo a Città di Castello, Gigi, come dicevi, come ho fatto in diretta su Facebook prima, siamo arrivati 31 chilometri finali sotto un diluvio universale, ma ce l'abbiamo fatta, insomma, abbiamo portato avanti sta bandiera, questa lotta per la Ducenne, e quindi non ci fermiamo neanche sotto il temporale. E gli Appennini ci han beccato, insomma, un po' di pioggia, ma 31 chilometri sotto l'acqua, Gigi. Tra l'altro loro corrono per la Duchenne contro, diciamo, questa malattia e soprattutto per avere fondi affinché si studi effettivamente come si può combattere la Duchenne, e quindi incontrano poi in queste località altre famiglie con bambini colpiti. Domani, dicevo, Terni, e poi tu sali ad Amatrice, no? Sì, saliamo, io e altri due, chiaramente pedaleatori, saliamo su ad Amatrice, anche perché in più non siamo in 11, ma non potremo, insomma, per esigenze particolari, come puoi ben capire, diamo spazio ai soccorsi. Noi porteremo un mazzo di fiori chiaramente per quelli le vittime di questa tragedia che abbiamo vissuto noi nel 76, e quindi, insomma, siamo molto più legati forse di qualche altra regione d'Italia, Gigi, a queste persone. E poi scendiamo alle 3:30 della mattina, sveglia e partenza, anzi ci sveglieremo prima perché alle 3:30 dobbiamo partire e alle 8 essere in piazza San Pietro perché il Papa mercoledì fa questa udienza, e quindi saremo lì presenti a festeggiare la giornata mondiale di questa brutta malattia che colpisce i bambini. Da piazza San Pietro ci sarà un lancio di palloncini, visita chiaramente a San Pietro durante l'udienza con il Papa. Quanti chilometri in bicicletta in 3 giorni? Guarda, ieri erano 2,52, oggi esattamente 155, il calcolo è presto fatto. Siamo oltre 600 chilometri comunque, perché ci passiamo in vari punti di queste città, quindi dobbiamo andare a trovare le famiglie che ci attendono con gazebi, rinfresco, insomma, quanto ci possa servire per fare tutti questi chilometri, ecco. Va bene, auguri ancora e tenete alta. Grazie a voi. Ciao Raffaele, ci siamo domani, grazie. Grazie, ciao Gigi, ciao a tutti. Forte notte.